È stata la sorella a recarsi dai carabinieri con un tremendo sospetto. Il fratello sarebbe morto dopo un'aggressione avvenuta all'esterno di un bar e non per un'emorragia cerebrale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso è stata quindi disposta la riesumazione della salma dal cimitero di Ceneda, che è avvenuta questa mattina. Alle 10 le spoglie di Renato Fava, 63 anni, sono state portate all'ospedale Cafoncello. Sarà ora il medico legale Alberto Furlanetto ad eseguire l'esame autoptico per stabilire le reali cause della morte. A seguire la salma dell'uomo, la sorella che ha raccontato ai carabinieri i suoi sospetti. Renato Fava, morto il 23 settembre, avrebbe subito, secondo la sua testimonianza, un'aggressione all'esterno di un bar a Sant'Andrea di Vittorio Veneto che gli avrebbe provocato delle lesioni mortali. Il 63enne, quando è arrivato in ospedale, presentava evidenti ecchimosi alla nuca, alla tempia sinistra e sulla fronte, nonché una frattura delle ossa nasali. Renato Fava, ricoverato a Conegliano esattamente un mese fa, è morto 5 giorni dopo il ricovero. Una vicenda che potrebbe avere risvolti inquietanti, una morte naturale che si trasforma in un omicidio.